Un camionista sloveno ha perso la vita in un tamponamento a Tratir avvenuto alle 3 del pomeriggio nel tratto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo, che era rimasto incastrato nel proprio autoarticolato, era già deceduto. Poco dopo l'intera tratta è stata interdetta al traffico, con uscita obbligatoria a San Stino per chi proveniva da Venezia e la chiusura dell'ingresso al casello per chi era diretto a Trieste. Altri due scontri, senza gravi conseguenze, si sono verificati precedentemente e dopo quello dell'esito mortale. Il primo 2 chilometri più indietro, senza feriti. Il secondo a Cessalto, tra un'auto e un tir, con un ferito lieve. Il tamponamento mortale è avvenuto in prossimità dei cantieri per la terza corsia, in un tratto caratterizzato da continui incidenti, soprattutto tra mezzi pesanti, fino al record di una mezza dozzina totalizzati il 12 aprile. 2 delle 8 vittime di quest'anno sulle strade di competenza di Autovie Venete hanno perso la vita in quel tratto. Il precedente, poche settimane fa, un 34enne di Spilimbergo deceduto all'alba del 25 aprile a seguito del tamponamento tra la sua auto e un tir. Gli inevitabili disagi al traffico per Trieste di questa giornata si sono sommati al bollino rosso ampiamente previsto in direzione opposta, verso Venezia, per un traffico reso particolarmente intenso dai tanti autoarticolati in arrivo dal centro-est Europa, dopo i 2 giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.